Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Friso, sono un veterinario dell'azienda Euganea 6, responsabile del controllo del randagismo e della popolazione felina a vita libera. Queste due foto sono un po', rappresentano un po' quella che è la mia passione e che mi ha portato anche un po' a studiare, comunque a seguire quelli che sono stati gli eventi importanti del fronte della prima guerra mondiale a livello dolomitico. E quindi passione per arrampicata e la passione poi anche di esplorazione. Questo che vedete a sinistra è la cima dello Strudelkopf, detto anche Montespecie, teatro appunto di battaglie aspre tra il fronte austriaco, appunto, che era lo Strudelkopf, e il fronte italiano, che è rappresentato appunto dal Monte Piana, dalle 13.000 Varedo. Comunque torniamo al discorso principale, gli animali utilizzati durante le guerre. Un breve cenno storico riguarda ovviamente il cavallo, che è stato un po' forse nell'immaginario collettivo quello che più degli altri ha rappresentato l'animale simbolo dei conflitti che l'uomo ha combattuto e tuttora combatte sui vari fronti. In un primo momento il cavallo veniva utilizzato quindi come animale da trasporto, animale da lavoro, poi via via ci sono delle prime rappresentazioni sotto forma di scritti o comunque di bassorilievi che rappresentano appunto l'utilizzo dei cavalli nei territori attualmente considerati medio orientali. Venivano usati prevalentemente con l'uso tipo carri armati, piccoli carri armati, in cui c'era una auriga che era, diciamo così, il palatreniere, quello che poteva essere il conduttore del cavallo a terra, non si parlava ancora di cavallo montato, il combattente che era invece su un carro armato di arco e di lancia. Poi i cavalli via via nel tempo sono evoluti, si è evoluto appunto anche il tipo di guerra che il cavallo avrebbe dovuto compiere con i soldati, è diventato appunto il cavallo è passato poi a essere montato, quindi tutta il campo di battaglia appunto e il tipo di battaglia furono completamente stravolte. Oltre al cavallo si può parlare anche degli elefanti, parliamo appunto nel periodo delle invasioni da parte di Annibale, gli elefanti che vennero utilizzati proprio per entrare in Italia da nord attraverso uno dei valichi che era l'attuale Valsugana. Contro questi animali enormi che creavano sicuramente stupore e sconcerto per le truppe romane, vennero utilizzati dei maiali imbevuti comunque cosparsi di pece e dati a fuoco per poi impaurire appunto gli elefanti. Altro animale che ha un percorso storico nelle varie guerre che l'uomo ha combattuto ci sono i cani. I cani le cui gesta sono state già descritte nel 2000 o 2500 a.C. Sotto forma di cani di molossoidi venivano usati appunto nelle guerre tra gli assiri e i persiani, come anche sempre nel periodo egizio contro gli Ixos. Sono evidenze anche che i greci usassero cani di grossa mole, feroci e implacabili per gli attacchi contro i fanti nemici. Nel periodo dell'antica Roma poi compare il primo molosso che ancora adesso possiamo vedere come progenitore, ed è il mastino napoletano, si veniva definito come Canis pugnax. Ovviamente animali molto feroci e aggressivi che accompagnavano le truppe e le falangi romane nei campi di battaglia durante le battaglie. Queste foto qua sono invece rappresentative di alcune razze molto antiche che a sua volta venivano usate appunto non tanto per la battaglia, per i combattimenti, quanto più che altro per la difesa delle guarnigioni, per la difesa delle scorte alimentari e ovviamente degli armamenti. Quindi il Kuvac, che è un cane ungherese, peso enorme, pesa
arriva a pesare anche 70 kg, l'English Mastiff, anche questo è un cane usato durante le guerre appunto come cane da difesa, il Tibetan Mastiff e il Bovaro svizzero, sebbene la Svizzera non abbia mai combattuto grosse guerre. Tornando al discorso iniziale, cioè questa mia particolare attività, l'alpinismo, questa è una foto che ho fatto io all'alba dal Monte Civetta, con sullo sfondo verso est ovviamente il primo piano abbiamo il Pelmo, in seconda battuta con la forma piramidale che vedete è l'Antelao, Pelmo e Antelao, e il sole che sta sorgendo. Allora, la prima guerra mondiale ebbe l'innesco da un attentato effettuato da un irredentista bosniaco che era appunto Francesco Gavrilo Princip, il quale a giugno del 2014, il 14 giugno appunto, compie un attentato contro appunto Francesco Ferdinando d'Asburgo e sua moglie Sofia, e questo rappresenta appunto l'innesco della prima guerra mondiale. L'Italia però entrerà in guerra il 24 maggio dell'anno successivo, appunto nel 1915, è una guerra che sarà destinata appunto a cambiare completamente la geografia europea e quella italiana in particolar modo, e ovviamente anche tutto quello che erano i rapporti tra le varie nazioni. E i morti italiani furono più di 1 milione, divisi più o meno a metà tra i militari e i civili. In questa guerra combatterono quasi 30 paesi provenienti da tutto il mondo, con 6,5 milioni di uomini coinvolti. In occasione della prima guerra mondiale quindi l'uso degli animali fu massiccio, a partire dai cavalli, muli, asini, cani, gatti, piccioni e colombi. L'animale più facilmente ricollegabile alla prima guerra mondiale è nell'immaginario collettivo il cavallo, ma soprattutto i suoi derivati, il mulo e il bardotto. Il mulo è l'incrocio tra lo stallone e l'asina, il bardotto invece è l'incrocio al contrario, cioè tra l'asino e la cavalla. L'utilizzo del cavallo sui campi di battaglia risale alla notte dei tempi, tuttavia nell'epoca napoleonica la cavalleria iniziò il suo declino dovuto al perfezionamento poi delle armi. Questa ripresa appunto si verificò soprattutto nel momento in cui ci fu la ritirata di Caporetto. La cavalleria venne ripristinata e servì per rallentare l'ondata invasiva, le invasioni da parte dei soldati dell'impero austro-ungarico, e come si sa a Caporetto, quindi sulle rive del Piave, furono bloccati, proprio grazie all'utilizzo della cavalleria che ha ritardato appunto l'invasione e consentendo così alle retrovie di potersi riallineare sul fronte nuovo. Dopo il cavallo appunto, parliamo del cane, altro animale che ha affiancato l'uomo nei vari conflitti. I cani nel caso della guerra mondiale erano utilizzati per il trasporto di materiali, cibo, armi e nei fondamentali servizi di pronto soccorso sul campo, per i quali erano stati addestrati simulando battaglie in modo che si abituassero agli scoppi e ai rumori, oltre che a riconoscere i soldati feriti e dare l'allarme portando sul posto infermieri e portantini, quello che potrebbe essere adesso riconosciuto come unità cinofila. Qui ci sono alcune foto che rappresentano, la foto in alto a sinistra, un cane che sta recuperando su un soldato ferito un brandello di stoffa, o comunque una stoffa che era già stata predisposta, per esempio dalle truppe tedesche, una stoffa che veniva presa dall'animale
l'animale stesso è portato verso il portantino o l'infermiere per dimostrare appunto che era riuscito a recuperare, comunque a trovare il soldato ferito. In basso a destra invece abbiamo il cane, il cane chiamiamo l'infermiere tra virgolette, che porta con sé il materiale destinato alla medicazione. Questa è un'unità cinefica tedesca, come vediamo c'è il cane che ha un piccolo basto sul quale vengono raccolti, vengono impacchettati appunto gli strumenti e le garze per le medicazioni. Qui invece è un altro tipo di utilizzo del cane che traina una mitragliatrice. Qui invece in campo di battaglia i cani recuperano i soldati feriti. Qui nell'Adamello, perché anche l'Adamello ovviamente è stato un sito di aspre battaglie, i cani venivano usati soprattutto per il traino, ovviamente ad alte quote. Pensate che addirittura avevano studiato delle piccole racchette da neve da utilizzare anche per loro, perché sennò sarebbero sprofondati nella neve, che a quei tempi era veramente molto alta. Altro utilizzo del cane è il cane porta spoletta, cioè un filo poteva essere o un reticolato o comunque poteva essere una linea elettrica che veniva trascinata appunto dal cane e man mano si srotolava dalla spoletta che portava sulla schiena. Ci sono anche i gatti. Nella prima guerra mondiale venivano utilizzati in trincea in modo da poter avvertire che se c'era un attacco di gas, dei gas che venivano utilizzati nella prima guerra mondiale sono gas distinti in gas urticanti che provocavano gravissime lesioni alla cute e alle vie respiratorie e agli occhi, oppure i gas nervini, il tabun, sarin e soman, che venivano usati invece come gas che davano ovviamente reazioni a livello neurologico, sia centrale che periferico, considerati secondo me devastanti. E ovviamente i gatti, il loro utilizzo veniva anche riferito alla salvaguardia dei viveri per la proliferazione ovviamente di mammiferi infestanti come ratti e topi. Molto spesso i gatti stessi divennero la compagnia a cui dare cure e affetto, quindi rappresentavano anche un primo inizio di quello che poteva essere la pet therapy, che attualmente invece è molto più diffusa e molto più utilizzata, giustamente. Altro animale, il mulo. Dicevamo prima che il mulo è l'incrocio tra lo stallone, il cavallo e l'asina. Veniva usato soprattutto nelle battaglie aspre a livello alpino, dolomitico, comunque anche in altri settori del nord-est italiano, e veniva usato per trasportare bagagli, per trasportare ovviamente viveri per i soldati, ma anche per se stessi, senza contare poi il trasporto che era delle armi stesse, quindi i cannoni, i mortai, gli obici e tutto quello che poteva essere considerato appunto arma della guerra. I muli dell'esercito venivano suddivisi in classi a seconda delle caratteristiche fisiche, dell'altezza delle rese, della forza fisica e della resistenza. Qui velocemente i parametri sono appunto collegabili al diametro, alla circonferenza dello stinco. Più grosso era ovviamente più il cavallo era robusto e resistente, poteva essere quindi caricato, sommeggiato con pesi particolarmente importanti come appunto la bocca da fuoco del cannone ed erano appunto i portacarichi centrali. Poi c'erano i portacarichi laterali che erano quelli invece che portavano tipo le ruote per esempio del cannone, quindi pesavano meno, e anche gli animali in questo caso erano molto più piccoli, molto più sottodimensionati rispetto all'altro. Altri animali ancora, altro tipo di mulo ancora era il mulo per le salmerie. È chiaro che questo qua portava i viveri per i soldati, ma come anche i viveri per se stessi, quindi l'avena, il fieno e la paglia. Questa è una foto d'epoca di una ripresa di muli con i relativi sconci, che erano considerati
i soldati che conducevano i singoli muli. Ricordiamoci che durante la prima guerra mondiale le nevicate erano abbondanti, ben più di quelle che conosciamo adesso, e molti soldati, come anche animali, cani e muli in particolar modo, subirono quella che è considerata la morte bianca, cioè le grandi slavine, le grandi valanghe che potevano travolgere, che hanno travolto i soldati stessi. Molte montagne, molte cime dolomitiche hanno nomi che si rifanno proprio alla facilità con cui si possono formare le slavine. Tipo la cima Lavinia bianca, già questo ti dà idea che in dialetto la Lavinia è considerata, si dice appunto essere la slavina. Altri animali che vennero utilizzati durante la prima guerra mondiale sono colombi e piccioni, soprattutto con l'impossibilità di avere connessioni via telegrafo, perché ovviamente tra i vari fronti, tra i vari combattenti veniva distrutta l'approvvigionamento sia alimentare sia appunto di comunicazioni rispetto alla retrovie. Quindi i colombi hanno ripreso la loro capacità, le loro funzioni proprio in concomitanza con la prima guerra mondiale, tanto che fu proprio un piccione che avvertì le retrovie a livello durante la girata di Caporetto che il nemico stava sfondando le linee più avanzate per arrivare, e quindi la ripresa del colombo e del piccione viaggiatore fu di vitale importanza proprio nello svolgimento degli eventi bellici. Qui ci sono alcuni mezzi che erano utilizzati, mezzi ovviamente o camion oppure dei carri trasportati dai camion stessi contenenti le ceste con i piccioni. Questo è un soldato colombiere tedesco che portava è chiaro che il piccione serviva per informare le linee avanzate su quello che stava succedendo in retrovia, ma anche viceversa, cioè il piccione ritornava con nuovi messaggi dal fronte verso le retrovie. Venivano inseriti a livello dell'arto, cioè applicati all'esterno di uno dei suoi arti, un piccolo tubicino che conteneva il colombigramma, che era ovviamente un messaggio in codice che doveva essere ovviamente tradotto soltanto dalle linee amiche, non dai nemici. Questo per esempio è proprio è stato ritrovato quello che resta dell'arto inferiore del piccione o colombo e il contenitore del colombigramma. Anche il piccione venne usato, oltre che appunto come veicolo delle informazioni, venne usato anche come, chiamiamolo, drone, un drone animato ovviamente con la macchina fotografica che era temporizzata e scattare le foto così dalle teste dei nemici. Chiaramente potevano essere in ogni caso abbattuti, però anche questo è stato un utilizzo interessante dei piccioni durante la prima guerra mondiale. Questa è un'infermeria veterinaria, il corpo veterinario ovviamente istituito alla fine del secolo scorso, anzi alla fine del 1800, ebbe come scuole iniziali Torino-Milano, Bologna e Pisa, e poi via via si sono evoluti, hanno avuto altre sedi, però diciamo che la scuola veterinaria primaria è nata proprio a Torino, quella che è attualmente la Reggia di Venaria, dove il corpo veterinario appunto è nato. Il corpo veterinario per i militari ovviamente serviva, oltre che per la salute degli animali vivi che partecipavano agli eventi bellici, serviva anche per valutare la salubrità delle derrate alimentari. Non dimentichiamoci che le truppe avevano bisogno di rifornimento di proteine sostanzialmente, quindi venivano requisiti proprio gli allevamenti dei civili
per fornire appunto carne, latte, e quindi gli allevamenti potevano essere di bovini e di suini principalmente, e venivano istituiti dei macelli nel campo, oppure venivano in quel caso lì utilizzati i macelli che già erano operativi prima della guerra. Ora, tornando a alcuni passaggi, queste foto che vi farò vedere in velocità sono foto del fronte sostanzialmente. Questa foto qua è come vedete è rappresentato quello che è il falso re. Questa piccola opera scultorea, piccola neanche tanto, è naturale. Questo è il naso, questa è la bocca del mento del falso re, questa è la sua corona, da cui il nome di falzarego. In ladino il falso re viene tradotto come falzarego. Esistono delle leggende proprio legate alla presenza di questo re pietrificato, perché tradì in qualche modo le figlie che vengono rapite dagli elfi e dai salvan cosiddetti delle zone della zona in questo caso del falzarego. Queste come emblema appunto della prima guerra mondiale sono le 3 cime di Lavaredo. Una foto che ho fatto io ovviamente, ma in una proiezione un po' particolare, perché ero sulla forcella di Baranci. Questa che vediamo è la cima ovest di Lavaredo, la cima grande, la cima piccola, la Punta Frida, la piccolissima, e questo invece è il Sasso di Landro. Queste montagne, queste cime furono teatro di aspre battaglie. Addirittura nel 1917 venne issato sulla cima della Grande di Lavaredo un faro enorme che poteva illuminare quindi le linee nemiche che si trovavano da questo lato opposto di questa che è la Val Rimbon. Quindi da questa parte troveremo le ogive austriache e i bossoli italiani, da questa parte chiaramente le ogive italiane e i bossoli austriaci, perché si sparavano a vista praticamente. Ricordiamoci che la prima guerra mondiale, quelli che una volta erano amici, quasi conterranei, divennero invece nemici. Spesso si salutavano la mattina prima di combattere, per poi spesso morire in battaglie anche alla baionetta. Questa è sempre un'immagine delle 3 cime di Lavaredo viste dalla forcella Lavaredo. Questa è la piccola, questa è la grande, questa è la ovest di Lavaredo. Per fortuna adesso sono soltanto, tra virgolette, una grande palestra all'aperto, grandi pareti dove sono state scritte pagine vere e proprie di alpinismo, prima eroico e adesso sostanzialmente un alpinismo atletico, fatto di velocità e fatto di grandi prestazioni. Questo, tornando sempre alle varie mie escursioni, questo per esempio è il Monte Specie e il Picco di Vallandro e il fronte austriaco, visti dal Monte Piana. Questo è il Monte Piana, questo è il Monte Specie, in fondo c'è il Picco di Vallandro, che sono una cima che è quasi 3000 metri. Ancora le 3 cime di Lavaredo, le 3 cime di Lavaredo viste dal Monte Piana, praticamente mi sono girato di 180 gradi e si vedono appunto le 3 cime di Lavaredo viste da ovest, un'immagine molto bella. Questa è la Croce dei Toni, e da questa parte invece abbiamo la cima 11, cima 10, dove anche lì ci sono tutte vestigia, resti di baraccamenti, di scale, appunto delle costruzioni della prima guerra mondiale. Questa è una scala che è esistente, questa l'ho fotografata anch'io, che è presente sulla cresta Sigismondi. In questo caso qua c'è una storia molto interessante legata all'assalto che alcuni alpini esploratori fecero rispetto alle linee nemiche che erano abbarbicate su quello che si chiama il Passo Sentinella.
e era un passo inaccessibile dal basso, perché con una mitragliatrice spazzavano via chiunque potesse salire attraverso il vallone Popera. Quindi vennero reclutati dei soldati che erano alpinisti per poter superare la cresta Sigismondi, arrivare ai piedi di cima 11, salire di cima 11, la sua punta nord, e da sopra sono riusciti semplicemente con le scariche di sassi a neutralizzare quella postazione di mitragliatrice. Forse era il passo Sentinella che divide la Croda Rossa di Sesto da cima 11. In questo modo appunto riuscirono a conquistare il passo Sentinella, che fu strategico per gli ulteriori avanzamenti. Ricordiamoci che la prima guerra mondiale sostanzialmente è stata una guerra di posizione, di trincea. Come dicevo prima, la mattina si alzavano e si salutavano, perché molti erano addirittura parenti, vivevano chi nella zona della Pezzano, chi nella zona della Valpusteria, ed erano considerati tedeschi e quindi nemici. Una guerra assurda. Questo qui invece è sempre nel dettaglio, quello che, scusate la divagazione, ma quando sono vicino a queste cose mi emoziono. Questo qui è un piccolo cuscino di cristalli di ghiaccio che si formano grazie a quella che è considerata la sublimazione inversa. Sono dei propri petali di ghiaccio che si formano per una sublimazione inversa, cioè nel passaggio dallo stato di vapore direttamente allo stato di ghiaccio. La sublimazione di solito si forma appunto quando il ghiaccio diventa vapore, e viceversa invece è proprio sublimazione inversa. Si trova spesso al corrispondente dei torrenti, l'acqua si nebulizza, diventa quasi vapore, e in poco tempo, grazie al freddo, al miracolo del freddo, si trasforma in queste che sono delle vere opere d'arte che la natura ci può dare. Queste cose qua si vedono in posti particolari dove si può andare poi a arrampicare sulle cascate di ghiaccio. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti, e ancora grazie. Arrivederci.